amici, figli di Casteldaccia. Prego. Buonasera, intanto sono molto emozionato. Innanzitutto lo sono sempre quando recito questa poesia. Stasera in particolar modo perché c'è la famiglia, perché i figli di Casteldaccia sono i due bambini, Salvatore Colletta e Mariano Farina, che sono scomparsi da Casteldaccia il 30 marzo del 1992. Ancora oggi nessuna notizia. La famiglia aspetta, la famiglia continua sempre ad aspettare il ritorno di Salvatore e di Mariano. Nessuna notizia. Chissà, parli. Salvatore e Mariano è giusto che tornino fra le braccia delle proprie famiglie. Figli di Casteldaccia. Questa non è la solita prosa o poesia che parla d'amore, d'arma e di bellezza, che è una fina mucca diverse, rime e fantasia. Questa è una vicenda che lascia scuro d'amarezza, tra la bocca assitata d'ansia di sapere e tinge lo cuore di scuro, di gelo e di freddezza. Questa non è la solita prosa o poesia che parla d'amore, d'anima e di bellezza, piena zeppa di versi, rime e fantasia. Questa è una vicenda che lascia buio d'amarezza tra la bocca assetata d'ansia e di sapere e dipinge il cuore di buio, di gelo e di freddezza. Sti giorno non voglio studiare, mi servia, piglio lo costume e corremo per lo mare, gridamo forte, niente scuola, niente camorria, e tu dammi un passaggio con sto motorino, non fa niente se sei un G e non lo potesse fare, all'est ti fanno acchianare, accelera, non ti fermare, prima che qualche conoscente professore con mia madre se la visse a chira a cantare. Oggi non voglio studiare, mi secca. Prendo il costume e corriamo per il mare. Gridiamo a voce alta, niente scuola, niente scocciatura. E tu, dacci un passaggio con questo motorino. Non fa niente se siamo in tre e non lo potresti fare. Sbrigati, facci salire, accelera, non ti fermare, prima che ci vede qualche conoscente o professore e da mia madre tutto va a spifferare. Dici tu picciridde, da due giorni marinaro la scuola, ma domani se lo sa giumare li vitti veramente arrivare, o se ricorda dopo tant'anni qualche faccia o parola, ma c'è pace di certo, vinta non le vittero più a ricampare, si persero le raste, come dovugli in tompagliaro di trovare. Di questi due bambini che quel giorno marinarono alla scuola, mi chiedo se il saggio mare li vide veramente arrivare, o si ricorda dopo tanti anni qualche viso o parola. Madri e padri di certo a casa non li videro più ritornare, si son perse le tracce, come due aghi nel pagliaio da cercare. Ora è giorno di cercare tra case abbandonate e ville di mare, niente tanno, niente ore, le famiglie continuano a sperare. Sti giorni si accontentassero pure di dare cena giusta sepoltura e non saperle disperse dentro qualche fosso di spruricare. Donne nudo di nuovi ci può portare un giure assoppato di pianto e di preghiera. Ore e giorni a cercare, tra case abbandonate e ville di mare, niente ieri, niente oggi, e le famiglie continuano a sperare. Oggi si accontenterebbero pure di procedere ad una giusta sepoltura e non saperli dispersi in qualche fosso da disseppellire, dove nessuno può portargli nemmeno un fiore zeppo di pianto e di preghiera. E le voci che ferriavano furono ammazzate perché Vittorio e dettero fastidio, disse qualche voce paese, e l'omertose replicavano, cose fa le fatte soe orvo sul dettace, campa cent'anni e soprattutto campa in pace. Sono stati ammazzati perché hanno visto, disse qualche voce di paese, e gli omertosi replicavano, chi si fa i fatti suoi, cieco, sordo e tace, campa cent'anni e soprattutto campa in pace. Ma quale uomo può stare zitto con questo grande peso dentro petto, dopo averla ammazzate e turbicate dentro qualche pelascio muretto?
tenendo d'intravedere una coscienza lorda e vacante di risetto. Come fanno certi uomini a tagliare le figlie e dormire serene in toso letto? Ma quale uomo può stare zitto con questo grande peso dentro il petto, dopo averli ammazzati e seppelliti dentro qualche pilastro o muretto, tenendo dentro la pelle una coscienza sporca e vuota di inquietudine? Come faranno a guardare i loro figli dormire sereni nel loro letto? Cristiani che sapete, puntate le ire da si putite, sti piccirilli sbuccioli di giardino ebreo, d'intra facetele tornare, s'annunzi di Casterdaccia all'occhio del Signore facetele glorificare. Non è giusto lasciarle in questo mondo di scomparsa a preare, ed in fondo non fecero niente di male, se volevano solo ricreare e marinare la scuola, solo per desio d'abbracciare un grande mare. Uomini che sapete, puntate le dita e parlate se potete. Questi bambini, boccioli di giardini, vi prego, fateli tornare a casa. Queste due anime di Casteldaccia, fatele glorificare agli occhi del Signore. Non è giusto lasciarli in questo mondo di scomparsi a penare. Loro non hanno fatto nulla di male, volevano soltanto divertirsi e marinarono la scuola per il desiderio di abbracciare il grande mare. Chissà parli, Salvatore e Mariano, tornate a casa. Damiano Giunto. Storia in versi di una vicenda di notevole importanza, quale la scomparsa nel 92 da Casteldaccia di due bambini. Singolare e originale lo stile poetico. Già nei primi versi si comunica al lettore che siamo dinanzi non alla solita poesia, ma ad un componimento serio e triste. Una vicenda che lassa scuro da Marizza. Presente, sempre sotto forma di versi, l'alternarsi del discorso diretto libero al discorso indiretto. Da notare l'uso di similitudini come si persero i rasti, come dovughi in topagliaro, o l'uso di proverbi cui si fa li fatti so campa cent'anni. Poi gli interrogativi finali con cui il poeta invita il lettore alla riflessione e l'esortazione negli ultimi versi a non essere omertosi. Allora, io devo consegnarle questi a ricordo del concorso, la targa per il suo primo posto e naturalmente abbiamo voluto che fosse qui presente con noi la mamma di uno di questi due bambini scomparso quasi 25 anni fa. La signora la invito qui, a lei. Anche perché io sto portando questa poesia in giro per l'Italia e mi permetto, con tanta emozione, di donare il premio a lei. Allora, io ringrazio pure io che la mamma spera sempre e deve sperare. Io sono ottimista per natura, deve sperare. Guai a non sperare più. E allora oggi l'ennesimo appello, stavolta a Trabia, dinanzi al nostro sindaco, al ragioniere Leonardo Ortolano, in aula consigliare. Farò un appello qua, è una cosa particolare, è una cosa bella. Di fronte a questa cittadinanza
poeti di tutta la Sicilia. Io, come già le ho detto, e ora lo dico qua di fronte a tutti, da oggi la mia persona e la mia associazione, l'Associazione Culturale Fare per Migliorare, starà accanto a voi. Non vi lascerà da soli. Perché lei mi ha detto che ultimamente un pochettino più pessimista, si sente da sola ora, dalle istituzioni, si sente abbandonata. Abbiamo avuto il piacere di fare una bella chiacchierata e le ho promesso, e io quando dico io sto mettendo la mia faccia e lo prometto di fronte a tutti, che sia io sia la mia associazione stare accanto alla famiglia Colletta. A lei la parola. Niente, io volevo fare un appello perché domani è il suo compleanno, che compie 40 anni mio figlio, e quindi faccio questo appello direttamente a lui. Mi rivolgo direttamente a lui. Un attimo che ho messo l'occhiale. Salvatore, se mi ascolti, sappi che io non smetto di pensarti e cercarti da quando sei andato via, 15 anni. Ho sempre pensato che non potevi tornare e non che non volevi, perché oltre alle numerose segnalazioni con i nomadi, oggi sono sempre più convinta che c'è qualcuno che sa cosa ti è successo in questi 24 anni. Queste persone hanno avuto la possibilità di festeggiare i compleanni del proprio figlio. Io invece non posso, a causa del loro silenzio che ti ha reso vittima e che in un giorno così speciale per noi ci permette di passarlo insieme. Io lotterò sempre, ti faccio i miei migliori auguri, ovunque tu sia. Spero che ti arrivano e che tu possa tornare da noi recuperando i compleanni e il tempo perduto, e che la procura si impegni il più presto possibile. Ti aspettiamo, amore mio.